Veneto Green Cluster è appunto una rete innovativa regionale che si occupa sostanzialmente della valorizzazione di tutte le produzioni secondarie, quindi sottoprodotti, materie prime seconde, prevalentemente di origine industriale. Questa è una prima connotazione che abbiamo dato alla rete in fase di progettazione. Adesso già stiamo notando che dopo già una prima evoluzione, un primo giro, una prima raccolta di progetti, progettualità e nuove adesioni, questa rete si sta già trasformando, si sta già evolvendo in qualcos'altro. Questo ci fa molto piacere. È una rete che da un punto di vista organizzativo ha una struttura sostanzialmente diversa dalle altre due che avete visto, e questa natura sostanzialmente diversa, soprattutto diciamo somatizzata nel capofila, che è un contratto di rete con soggettività giuridica, ha appunto il suo motivo dal fatto che un gruppo, un nucleo diciamo di fondatori di questa rete innovativa regionale in realtà si erano già mossi da un paio di anni in questo settore e quindi avevano già sviluppato, maturato tutta una serie cosiddette di strategie, di politiche appunto in questo settore. Il capofila è Green Tech Italy, quindi il capofila di Veneto Green Cluster è questo contratto di rete con soggettività giuridica che appunto è Green Tech Italy, che è rappresentato da Elitambiente, che è una società specializzata diciamo, nella gestione integrata dei rifiuti, da Benica Impianti, quindi impianti chiaramente diciamo, industriali, Chimica Ambiente, quindi un laboratorio di analisi chimica, Eco-Management, che si occupa diciamo, di tutte le strategie politiche collegate alla gestione ambientale e anche in ambito energetico, JLive, che è una società IT di Milano, e Opice, che a sua volta ha un altro contratto di rete con soggettività giuridica che si è innestato all'interno di Green Tech proprio nel processo di presentazione di questa rete durante appunto il periodo di gestazione, cioè significa nel periodo durante il quale con la regione avevamo condiviso questa proposta progettuale e in quel periodo abbiamo incontrato tutta una serie di soggetti che avevano istanze in qualche maniera correlate, complementari con la nostra, e in questo caso Opice ha condiviso appunto l'idea di unire le varie strategie. Opice nella fattispecie è specializzata in tutto quello che tutti quelli che sono i materiali, prevalentemente del settore delle costruzioni, ma in realtà poi nell'ambito più generale della ricerca, anch'essi, quindi nella valorizzazione diciamo, di tutte le produzioni secondarie. Penso di aver già consumato un po' di tempo, comunque l'oggetto mi pare che sia molto chiaro: recuperare risorse dai rifiuti, ribadisco prevalentemente diciamo, industriali. È chiaramente una rete decisamente intersettoriale perché tutte le produzioni, tutte le attività produttive generano fondamentalmente rifiuti. Però voi mi insegnate che il rifiuto, una sostanza, un materiale diventa rifiuto nel momento in cui il proprietario decide sostanzialmente di disfarsene, cioè la conferisce in discarica. L'obiettivo fondamentale della nostra rete è fare in modo che questa decisione avvenga in un tempo molto lungo, e quindi il nostro obiettivo è verificare, valorizzare se questo sostanza materiale teoricamente destinato appunto a un conferimento in discarica in realtà possa essere recuperato chiaramente in una logica poi di nuovo business, cioè di input di nuovi cicli produttivi che siano capaci di generare nuovi business anche in settori paralleli e intersettoriali. Chiaramente la natura della rete innovativa l'avete capita, cioè ci sono tanti soggetti, imprese, organismi di ricerca, associazioni di categoria, insomma è una rete per definizione aperta a cui partecipano tutti i soggetti che hanno chiaramente qualcosa da dire in proposito. Gli obiettivi diciamo sono chiaramente vari, mi rendo conto già di non avere il tempo sufficiente, però piuttosto che stare diciamo ancora
a livello così un po' generico, preferisco impegnare il mio poco tempo nel dire in particolare un po' di più quali sono in questa istanza i principali, diciamo, ambiti sui quali tentiamo di focalizzare i primi sforzi. Beh, certamente in fase di progettazione abbiamo rilevato tutta un'analisi chiaramente dei fabbisogni, ma un'analisi, diciamo, dello scenario di riferimento non solo domestico ma internazionale, e abbiamo capito che tutto il settore ha un deficit in termini, diciamo, di infrastrutture telematiche, quindi le piattaforme IT necessarie per fare in modo che tutti i soggetti della filiera, sia quelli direttamente, diciamo, integrati nella gestione del rifiuto, ma soprattutto i produttori di rifiuto, abbiano dei meccanismi di interazione capaci di cogliere le eventuali potenzialità dello scarto del rifiuto, quindi prodotto, sottoprodotto MPS. Intanto ci vuole una piattaforma, un linguaggio se non altro comune, perché se no diventa molto difficile, diciamo, capirci. Ovviamente il rifiuto di per sé può essere trattato, il teorico rifiuto può essere trattato in tantissimi modi, può essere quindi trasformato, recuperato, riciclato, depotenziato dal punto di vista di quella che può essere la, diciamo, teorica pericolosità. Qui serve tanta ricerca, serve tanta tecnologia, serve tanta università. Ecco, ok, serve qui tanta università che dia una mano a tutte le imprese che in determinati stadi del ciclo di vita di questi benedetti materie prime, materie seconde o sottoprodotti intervenga e dia una mano a capire ovviamente non tanto la caratterizzazione, diciamo, chimica merceologica, ma quale business si può fondamentalmente poi trarre da una potenziale industrializzazione. Questo è quello che a noi ci interessa e qui, diciamo, il passaggio sostanzialmente dalla teoria alla pratica. I partenariati internazionali sono fondamentali se non altro per il semplice dato che il nostro sistema, diciamo, della gestione dei rifiuti ci porta a portare sostanzialmente, scusate il gioco di parole, ma a portare sostanzialmente grandi volumi di rifiuti, soprattutto pericolosi, all'estero. Quindi per il nostro sistema paese c'è un costo drammatico di trasferimento di rifiuti pericolosi all'estero che magari vengono poi trasformati con piccole lavorazioni che da un punto di vista tecnologico sono anche molto scarse, però poi ci vengono rivenduti sotto forma magari di banali, diciamo, inerti, che quindi ricompriamo, quindi paghiamo due volte un qualcosa che abbiamo prodotto noi, no? Quindi evidentemente queste cose devono essere affrontate, chiaramente noi lo affrontiamo con i temi che sono propri di quello del mercato, del fare impresa, perché non abbiamo la velleità di condizionare politicamente certe regole, però la collaborazione internazionale, quindi con piattaforme internazionali, diventa, diciamo, fondamentale. E poi chiaramente c'è tutto il tema dell'informazione e della conoscenza, qua, diciamo, intesa non tanto quanto di produzione di nuovo know-how, di nuove conoscenza, ma di diffusione presso un mercato potenziale, diciamo, un sistema produttivo enorme, perché ribadisco, tutti producono, diciamo, dei rifiuti, trasferire a loro quelli che possono essere le nozioni fondamentali per essere consapevoli sul fatto che un loro, tra virgolette, scarto possa invece diventare un piccolo business o possa dare anche un reddito, diciamo, complementare. Quindi su queste 4 tematiche abbiamo sviluppato una serie di programmi, una serie di linee di intervento. In questo momento ci stiamo concentrando in due ambiti in particolare di lavoro. Il primo riguarda appunto il tema di una strutturazione di una piattaforma IT che ci permette proprio di dare metodo, ordine e sistema a tutta una serie di processi che in questo momento si stanno facendo in maniera assolutamente confusa e disordinata, con un dispendio di energie, diciamo, clamoroso. Quindi il primo problema per noi è fare ordine, anche in modo molto trasparente, con l'ausilio delle nuove tecnologie, e quindi andare a codificare un processo che permetta di caratterizzare i rifiuti sia chiaramente da un punto di vista chimico-fisico, ma soprattutto merceologico, valutazione dell'analisi dei mercati di sbocco, studio del processo di trasformazione del rifiuto, analisi di sostenibilità ambientale, tecnico-economica, e poi regolamentazione economica dello scambio, perché il nostro, diciamo,
ultimo, ma speriamo prossimo obiettivo, è proprio andare verso una vera e propria borsa per lo scambio di rifiuti. Sapete, molti di voi sapete che ci sono già delle piccole sperimentazioni, soprattutto in Germania. Noi vogliamo fare qualcosa di simile, ma fatto in maniera anche migliore. Come potete vedere, queste piccole e semplicissime indicazioni tagliano in maniera assolutamente interdisciplinare, in maniera, diciamo, perdonatemi, in maniera interdisciplinare, coinvolgono tutta una serie di competenze, mi immagino tutta una serie di professionalità che vanno appunto da una competenza approfondita in materia, diciamo, chimica piuttosto che biotecnologica o nanotecnologica, ad un'analisi di quello che potrà essere il business nel futuro da un punto di vista diciamo economico, piuttosto ciclo di vita del prodotto e quant'altro. L'altro, perché credo di aver già esaurito, l'altro invece tematica che ci interessa è tutto il tema che riguarda la diminuzione, diciamo, della pericolosità dei rifiuti, un altro tema per gli addetti ai lavori che sanno essere, diciamo, fondamentale, e quindi tutti quei processi, diciamo, tra virgolette, di miscelazione che permettono appunto di rendere il rifiuto meno pericoloso e quindi poterlo trattare, quindi poterlo utilizzare in maniera differente. Alcuni esempi: inertizzazione fibre d'amianto, fibre di vetro, fanghi galvanici. Mentre nella precedente slide, e concludo, alcune applicazioni che abbiamo in cantiere sono appunto impiego di scarte di acciaieria in edilizia. Questi saranno sostanzialmente tutti i progetti dimostratori della piattaforma di cui vi raccontavo precedentemente, quindi recupero delle plastiche eterogenee per la produzione di asfalti modificati, il famoso silicio nel fotovoltaico, cartongesso con prodotti espandenti per la realizzazione di isolanti termici, purificazione della glicerina attraverso processi di esterificazione, recupero e riciclo vetroresina, recupero dei polialcoli. Come potete vedere, stiamo parlando di tante applicazioni molto settoriali, molto verticali, che però inserite, diciamo, nel contesto che vi raccontavo prima, cioè di una piattaforma che mette a sistema tutte queste competenze. Ecco che stiamo veramente sviluppando, diciamo, a nostro avviso, diciamo, l'infrastruttura base per poter lavorare bene in questo settore. Grazie. Sì, siamo